Allora, altre novità all'interno. Innanzitutto io direi di puntare sulla tecnologia per far capire che c'è stato anche un investimento significativo. Aspetta un attimo che leggiamo i messaggi. Le tariffe dell'acqua sono cresciute esageratamente negli ultimi anni, stanno usando i beni di prima necessità per spennare la gente. Vorrei sapere prima di tutto dove, la tariffa in quale provincia si riferisce. Il dato regionale ci dà che la tariffa dell'acqua è inferiore a quella nazionale ed è nella media europea. Quindi mi piacerebbe sapere in quale provincia questa tariffa dell'acqua è aumentata e se per caso è aumentata di più rispetto a qualche altra regione italiana. Rimaniamo per un attimo a quella europea perché sappiamo essere in linea con quella europea. Ma non ci risulta che le tariffe in Veneto siano superiori a quelle di altre regioni. Buongiorno, non capisco come mai in Veneto le aziende sono attente, soprattutto quelle pubbliche, ai costi, mentre in altre regioni non c'è confine allo spreco. Le aziende del Veneto hanno una particolare attenzione non soltanto ai costi, ma anche alla qualità. Noi facciamo la nostra parte. Credo che il Veneto possa fare la propria parte a livello nazionale. È chiaro che l'auspicio del telespettatore è anche il nostro, quello che il modello Veneto possa essere replicato in altre regioni. Credo che se questo fosse possibile, se questo avvenisse, avremo un'Italia diversa, avremo un'Italia con sicuramente più efficiente, più efficace, sicuramente di maggiore qualità per quanto riguarda i servizi, perché poi abbiamo sicuramente delle eccellenze che vanno valorizzate, però ecco, il Veneto per quanto riguarda le aziende pubbliche possono dire la propria a livello nazionale e speriamo che anche chi in questo momento governa la regione porti a livello nazionale questo modello da replicare. Noi siamo a disposizione. Ecco, le chiedo un po' il suo parere relativamente, visto che un altro messaggio. Vi garantisco che i mezzi pubblici in Italia sono poco costosi rispetto ad altre nazioni europee e la qualità del servizio è eccellente, almeno qui al nord. Franco da Padova. Ringrazio per questa conferma di questo telespettatore, perché è così ed è un segnale importante, perché vuol dire che anche non solo i numeri di bilancio che sono positivi, ma anche è importante la percezione, perché è facile dire il pubblico è brutto, il pubblico non funziona, il pubblico... mediamente l'immagine del pubblico non è positiva. Il fatto che un telespettatore ci mandi un messaggio che conferma che il biglietto, in questo caso il biglietto del trasporto pubblico locale, è nella media europea e comunque in Veneto posso garantire che è in linea con quelli nazionali, ma anche su alcune regioni anche più basso, è la dimostrazione che anche la percezione del servizio pubblico è buona e positiva, e questo ci fa sicuramente onore e orgoglio. 6%, 8% di aumento dell'energia elettrica e anche del gas, insomma è stata un po' una batosta non accolta bene perché poi c'è stato il rincaro anche dei carburanti, poi quando diminuiscono i prezzi non vengono ritoccate le tariffe, diciamo che agli italiani e anche agli imprenditori anche tra l'altro questo non è piaciuto. Cosa ne pensa? Questo è un problema ovviamente nazionale, ma direi mondiale, perché il prezzo lo si fa sul barile del petrolio, e il barile del petrolio è legato al dollaro, e quindi questo effetto a domino, a catena, ci arriva addosso a qualsiasi italiano, ma arriva addosso non solo all'imprenditore privato, arriva addosso anche nelle aziende pubbliche, perché comunque anche le aziende pubbliche comprano qualche cosa e lo comprano a prezzi maggiorati rispetto alla parte dell'inflazione. Non avete un potere di acquisto, tra virgolette, di trattativa tale per cui è possibile calmierare questo? Perché poi se questo va a gravare a catena sui costi finali è sempre pesante.
Allora, per quanto riguarda le aziende pubbliche, stiamo facendo anche come associazione degli interventi affinché ci siano delle centrali di acquisto che ci permettono di acquistare beni e servizi che servono alle aziende a costi più bassi. Però è chiaro che se il costo di partenza è più alto perché è aumentato il petrolio, si è deprezzato o si è apprezzato il dollaro, lì non ci puoi fare tanto. Comunque una maggiorazione c'è. Di conseguenza bisogna capire se e quanto le nostre aziende riescono a calmierare o a tagliare questa percentuale dell'8-9% di inflazione che ci è arrivata addosso. Come? O si diminuiranno gli utili a fine anno, ma bisogna capire se gli utili vengono sperperati o reinvestiti, perché potrebbe essere comunque sempre importante e interessante che l'utile dell'azienda a capitale pubblico venga ritornata sul territorio. Quindi, per carità, sicuramente può esserci un'incidenza maggiore dovuta all'inflazione, ma se l'azienda a capitale pubblico ritorna sul territorio la maggiore entrata, alla fine insomma c'è sempre un buon bilanciamento. Cosa che, ma qui non voglio entrare in polemica con l'imprenditore privato, l'utile se lo tiene per sé, non lo reinveste mediamente nel territorio, cosa che invece l'azienda pubblica lo fa perché quantomeno una parte del capitale è del comune di appartenenza di quel cittadino e quindi il comune vuole i propri utili da reinvestire per asfaltare le strade, per fare altre opere che poi ritornano al cittadino. Ritorno al cittadino all'investimento in tecnologia che avete fatto, no? Sì, l'associazione che vuole rappresentare delle aziende di eccellenza non può essere che un'associazione che propone e offre l'eccellenza non solo ovviamente per le proprie aziende associate ma anche per lo stesso territorio dove le aziende operano. E quindi è sempre stata un obiettivo dell'associazione, della Conservizi, di ricercare le migliori tecnologie innovative che ci sono in giro per l'Italia o per il mondo, portarle, farle proprie e metterle a fattor comune. Negli ultimi anni, negli ultimi 2 anni in modo particolare, l'anno e mezzo ci ha visto molto impegnati su questo fronte, tant'è che nonostante la crisi dell'associazionismo che c'è in tutta Italia, la Conservizi del Veneto in questa fase sta assumendo persone. Stiamo assumendo persone proprio perché abbiamo portato in casa, in portafoglio, delle partnership molto importanti dove abbiamo a disposizione delle tecnologie così innovative che in questo momento ce le abbiamo soltanto noi nel Veneto e ce le abbiamo noi come Conservizi del Veneto. Quindi richiedono personale altamente qualificato, cioè figure particolari anche? Assolutamente sì, lo richiede la tipologia degli interventi e delle tecnologie che mettiamo a disposizione sia delle aziende che in modo particolare degli enti locali. Stiamo parlando di tecnologie che parlare di tecnologie legate alla sicurezza sarebbe marginale. Ormai noi siamo in un contesto dove la messa in sicurezza di un territorio o di un'azienda o di una struttura per noi è semplicemente marginale, incide per il 10%. Il rimanente 90% della tecnologia che serve alla sicurezza di una città o di un'azienda, per il rimanente 90% per noi è informazioni, sono dati, raccolta e siamo nella cosiddetta società 4.0, benissimo, noi abbiamo gli strumenti per utilizzare i sistemi di sicurezza per mettere far sì che la città trasmetta e riceva dati, informazioni
continuamente e che questi vengono girati agli enti locali o alle aziende. Questa tecnologia così particolare, così sofisticata e così particolare ce l'abbiamo, in questo momento ce l'abbiamo solo noi della Conservizia del Veneto. Vabbè, insomma, buona cosa, ottimo. Con quest'altra buona notizia andiamo subito in pubblicità, poi parleremo anche di formazione, perché poi new entry, nuove figure, ma anche formazione del personale, qualificazione, insomma ci sono altri aspetti interessanti da conoscere.